Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario della SPCGIL Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Buon anno ai nostri telespettatori che ci seguono con assiduità per quel che riguarda i temi dei pensionati, pensionandi e tutto questo macro cosmo, perché speriamo possa essere un anno migliore alla luce dei tanti suggerimenti che lo SPCGIL ci dà. E quest'oggi parliamo in modo particolare, anche se potrebbe essere una competenza di un'associazione che è sempre nell'ambito della CGIL, che è Federconsumatori, dei diritti dei cittadini e dell'importanza di acquisire sempre più strumenti di conoscenza finanziaria. Perché? Fatti due conti e questo bellissimo opuscolo che voi avete preparato con la collaborazione di Federconsumatori è così importante, segretario? Allora, intanto un saluto a tutti e buon anno e un augurio che ne abbiamo bisogno, insomma. Sì. Cogliamo questa occasione di questo spazio per presentare questo libretto, che è questo qua, non so che se lo vediamo infatti sì. qui. Che è un'iniziativa fatta dal Sindacato dei Pensionati Nazionale, che praticamente dà una serie di suggerimenti ai pensionati, in realtà a tutti, insomma, ma diciamo noi ci rivolgiamo ai pensionati, alle persone anziane, per provare a regolarsi un po' in questo mare che sono le tariffe telefoniche, i rapporti con le banche. Vedremo un po' più avanti le truffe, come gestire i miei soldi, le carte di credito, i rapporti con le banche, cioè tutta una serie anche di successioni, aspetti, quindi sapere... le successioni, tutta una serie di aspetti. Naturalmente è un libricino, quindi diciamo fatto in pillole, ma che serve alle persone per orientarsi. Lo dico adesso, questo libricino sarà a disposizione presso le sedi dello SPI a partire dalle prossime settimane. È stato pubblicato a fine anno, quindi diciamo faremo la distribuzione nelle nostre sedi, per cui a partire da qua a qualche settimana chi vorrà chiedere insomma delucidazioni, informazioni lo troverà su questo presso le nostre sedi. Quindi diciamo il senso di questa iniziativa, che è stata curata da esperti, insomma, diciamo di persone che se ne intendono insomma, di queste materie, e diciamo è una sorta di piccolo vademecum per orientarsi dentro questa complessità che il nostro mondo. Esatto. Spesso succede che diciamo le nuove generazioni sono più attente, ma insomma, come si dice, smanettano un po' di più rispetto... Però dal punto di vista finanziario noi italiani come popolo siamo un po' più restii ad avvicinarci a queste tematiche, non rientrano nelle nostre corde, no? Ci sono alcuni che sono bravissimi, capaci eccetera, però tendenzialmente giovani e meno giovani abbiamo più difficoltà. Assolutamente sì, se pensiamo per esempio ai nostri risparmi, noi siamo più, detto un po' in termini tecnici, dei cassettisti, cioè teniamo i soldini messi in un certo posto che sta lì, che è comodo, presso una banca o qualche fondo eccetera, cioè parlo anche per me, ma non solamente per me, non stiamo lì a vedere com'è l'andamento della borsa. Cose tranquille e sicure, insomma. Cose tranquille e sicure, quello che tecnicamente viene detto cassettisti, cioè nel senso che i tuoi soldi li metti in un cassettino, magari con un aumento minimo nel corso dell'anno, ma certo nel senso non esponi a rischi i tuoi risparmi. Cosa francamente accorta, perché diciamo con l'aria che tira, e come ci siamo detti in qualche altra puntata, i soldi che arrivano dalle pensioni in realtà sono sempre meno in rapporto, come abbiamo detto, al carrello della spesa, quindi l'attenzione al risparmio, l'attenzione a come si spende
e la cura per i propri denari diventa assolutamente importante e centrale. Insomma. Ecco, voi vi siete attivati da questo punto di vista, sviluppando diversi capitoli che poi sono quelli che sono le criticità più frequenti, proprio alla luce delle sollecitazioni che avete ricevuto da parte delle persone, perché poi eccolo qua vediamo i vari capitoli, come pianificare le spese, il risparmio, i prodotti bancari e la finanza etica, cosa sono, i tipi di finanziamento più comuni, a chi rivolgersi in caso di difficoltà. Perché le persone sono venute da voi, hanno chiesto dei consigli, oppure sono andate anche a Federconsumatori, che poi anche l'associazione dei consumatori dà una mano da questo punto di vista, e da là l'esigenza di dire facciamo un po' di chiarezza, diamo 2 o 3 indicazioni di massima e poi se succede il problema vediamo di trovare delle soluzioni il prima possibile in assoluto, giusto? Assolutamente sì, è così, tant'è che poi lo vedremo in questi pochi minuti. Soprattutto quella parte, diciamo, di aggressione alle persone che viene attraverso le piattaforme informatiche, per capirci il nostro cellulare, lì dove si avverte subito qualcosa di strano che non si capisce, fermarsi immediatamente, non fare procedure, ma magari lo vediamo dopo, perché purtroppo ci sono degli esperti che giocano, come dice, sui grandissimi numeri, nel senso che sono migliaia di persone che ricevono lo stesso messaggio e su questa truffa e questo migliaio di persone, magari 5, 6, 10 ci cascano e quindi sono fatte scientificamente sapendo che su una percentuale X di persone che vengono contattate c'è sicuramente qualcuno che ci casca. E cascarci vuol dire fare un click. Esatto. Fare un semplice click, esatto. E là ci si è cascati. Esatto, cioè, la facilità è estrema, non è l'interagire con una persona, il porre una firma, che purtroppo succede lo stesso, ma fare un click diventa estremamente facile e dopo purtroppo le conseguenze invece sono abbastanza pesanti. Allora andando un po' per capitolo, qui c'è una prima parte che dice come pianificare le proprie spese, lo dico qua a titolo esemplificativo. Allora bisogna avere la capacità, con calma, senza impazzire, di fare un'analisi della propria situazione, capire quanto entra, quanto esce, fissare degli obiettivi di consumo e di risparmio, se ci sono le condizioni per farlo, e programmare le spese, cioè avere, diciamo, un attimo di accortezza su quello che entra e quello che esce. E questo soprattutto, voi lo diceste anche tempo addietro, quando c'è il passaggio in pensionamento, perché la pensione non è la stessa di quando si guadagna lavorando e molti non si rendono conto che si rischia di sforare e arrivare tirati o non arrivare a fine mese. Noi l'abbiamo visto proprio poche trasmissioni fa, nel senso purtroppo ci sarà sempre più uno scarto tra il trattamento economico della persona che lavora rispetto al trattamento economico di quella stessa persona che va in pensione. Ci sono alcune voci che appunto un lavoratore dipendente ha, penso per esempio ai ticket, per dirne una, o le esenzioni fiscali che ha il lavoratore dipendente. Dico queste due voci perché sono due voci che il pensionato non ha, cioè il pensionato non ha i ticket perché non ha il datore di lavoro ovviamente che li fornisce, e non ha le stesse esenzioni fiscali che ha il lavoratore dipendente, e c'è uno scarto importante, oltre al fatto che il sistema pensionistico è cambiato notevolmente rispetto a tanti anni fa, insomma. Per cui mediamente il pensionato che andrà in pensione nei prossimi anni col sistema contributivo rischia di avere un trattamento pensionistico che è il 60-70% della sua retribuzione media degli ultimi anni. Quindi diciamo è bene starci attenti. Naturalmente
fortunatamente insomma, non è che noi abbiamo dei pensionati spendaccioni per cui adesso veniamo qua a dire stai attento a quello che spendi, perché appunto devo dire purtroppo o per fortuna le famiglie, i pensionati, soprattutto le mamme o le donne o le mogli, diciamo, sono oculate. sono assolutamente attente. Però diciamo un po' di attenzione, ecco, questo è il senso di questa guida, dare qualche suggerimento in maniera tale che non ci si trovi poi in difficoltà. Poi parliamo di prodotti bancari, è importante conoscerli e poi dire mi posso fidare di quello che mi viene presentato, risponde alle mie esigenze. Esatto, anche qua ci sono alcuni esempi, andando sempre per sintesi, ne cito due, insomma, uno può avere una carta di credito o può avere una carta prepagata. Qual è la differenza? La carta di credito è una carta, una sorta di bancomat, diciamo, col quale posso fare i pagamenti, e l'addebito sul mio conto corrente avviene normalmente il mese successivo. Quindi rischio anche di non avere contezza esatta di quello che spendo e mi trovo poi il mese successivo a vedere delle spese che sono eccedenti o diciamo un po' cospicue rispetto a quella che è stata la mia entrata nel mese. E anche qua la raccomandazione che viene fatta sempre, siccome c'è un codice per utilizzare la carta di credito, non tenere mai le cose assieme, cioè avere il codice da una parte e la carta di credito da un'altra, perché purtroppo tante persone hanno la carta di credito con appiccicato sopra con lo scotch anche il PIN con cui si fanno le operazioni. E naturalmente in caso di furto questa cosa diventa micidiale, perché chi ti ruba la carta può fare una serie di spese. Anche qua so che la cosa può essere un pochino complicata, ma normalmente le banche forniscono una applicazione con la quale si può vedere in tempo reale le spese che vengono fatte. E quindi utilizzarla, insomma. Per cui se io vedo in quel momento sul mio cellulare che è stata effettuata una spesa che non è la mia, devo immediatamente bloccare la carta e eventualmente fare anche il disconoscimento della spesa che è stata effettuata, e normalmente una volta che le banche verificano, ovviamente fare la denuncia ai carabinieri, quando si vede che diciamo c'è effettivamente stato un furto eccetera, in molti casi c'è il recupero delle somme magari entro un certo limite, per cui c'è un'assicurazione che le banche hanno che interviene. Diciamo che a volte è consigliabile avere una carta prepagata. Sono delle carte, diciamo, magari dove tu ti metti attraverso il tuo conto corrente, lo fai fare a tuo figlio, tuo nipote, eccetera, una certa cifra su quella carta, che ne so, 100 euro, che sono quelli che ti servono per fare la spesa di una settimana, quello che è, in maniera tale che se quella carta dovesse essere smarrita o rubata, chi la utilizza impropriamente può utilizzare solo ed esclusivamente quella cifra, quei 100 euro che ci ho messo lì, quindi il danno è contenuto. Queste carte prepagate sono state di largo utilizzo in questi ultimi anni proprio per diciamo, i rapporti economici con le piattaforme informatiche, dico Amazon piuttosto che altri, i pagamenti online. Siccome online ci butti dentro i tuoi dati, i dati della tua carta di credito, è meglio mettere i dati di una carta prepagata, perché in caso di furto il furto è limitato al contenuto limitato di quella carta. Assolutamente. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, interrompiamo, poi dobbiamo parlare dei tipi di finanziamento, perché a volte anche anzi purtroppo chi è in pensione può aver bisogno di finanziamenti, quindi che cosa viene consigliato, e dopo naturalmente chi rivolgersi in caso di difficoltà. Ma non finisce qui, perché ci sono tante altre questioni, tematiche, parlavamo anche di truffe con degli esempi che vengono affrontate, quindi ci vediamo tra poco.